libro che sicuramente vi terrà gli occhi attaccati alle pagine per quante emozioni riesce ad esprimere al suo interno. E di che cosa stiamo parlando? Parliamo del libro di Salvatore Angius, Dialoghi col vento, edito da Rube Mutevole, tra l'altro uscito proprio in queste settimane, nel 2015. Qual è il motivo ispiratore del libro? Allora, la realtà di fatto è che questo libro racchiude il succo di 4 anni di esperienza travagliata, perché praticamente nel momento in cui mia madre si è ammalata di tumore, diciamo così, è nato un percorso poetico. Questo percorso poetico ha tirato fuori qualcosa come 500 poesie, però ovviamente di svariato genere, come quello che è presentato nel libro, però io ho voluto raccogliere 55 come l'anno di nascita suo e racchiudere in sé quello che era la sua vita negli ultimi anni, per come l'ha vissuta, per come l'ha trasportata questa vita. E infatti ho scelto il panorama che era quello dell'Hotel La Bitta, che si vede a Porto Frailis del mare di Sardegna, ed era quello che lei più amava in assoluto. Diciamo che il libro è dedicato assolutamente a lei perché mi sembrava doveroso dare un pezzo di me, un pezzo della mia ispirazione, perché lei mi ha sempre spinto, mi ha sempre dato, a prescindere dalle porte in faccia che ho ricevuto, io soprattutto in Italia, perché all'estero, quando ho pubblicato 3 anni fa, mi hanno accolto in Argentina, mi hanno accolto in Brasile, mi hanno accolto in Venezuela. Insomma, è stato un altro tipo di approccio. In Italia è un attimino più meno sentita anche la poesia stessa, però è anche un modo per me di mettermi in gioco, è un modo per rendere nero su bianco e mettere su carta quella che è effettivamente l'emozione che noi viviamo sempre, in ogni momento della giornata, dall'incazzatura per l'ufficio, nel momento in cui ti stai rilassando e concedi a te stesso un momento di pace e trovi magari qualcuno che riesce a descrivere quello che tu provi attraverso una rima, un verso, magari anche solo 2 parole, una poliedricità di emozioni che si concentrano in pochi capoversi, però questo è, secondo me, è poesia. E proprio perché parliamo di poesia, amandoti per sempre. Questo mi capitava. Tutte le volte incrociavo l'intensità del tuo sguardo, tutto quello che provavo e che non ti sono riuscito a dire, tutte le lacrime che ho versato, tutta la rabbia che ho soffocato dentro a un cuore colmo d'amore, quello che in fondo al rancore non faceva altro che mantenermi in vita. Mario, Ok. adesso ci delizierà con appunto la poesia Mio padre. Mio padre. Ti vedo nel cuore della tempesta, ti sento quando il dolor sovrasta e tutto intorno il petto schiaccia. Quando manca un braccio fermo e la mano esitante trema, tu sei qua al mio fianco e in quel momento sento che del tuo sangue sono fatto. Ed ecco, la grande calma mi pervade, subito riparto. Ti ascolto tra i discorsi animati, ti rivedo a cercare le soluzioni, sempre silente, ad attendere che si sedi il mio cuor burrasca, che tutto vorrebbe travolgere, che di rabbia la sua spida accosta, non accorgendosi che egoisticamente avvolge te, facendoti del male inutilmente.